Oggi la voce delle regioni del Veneto ci porta a vedere i campionati giovanili under e partiamo da quelli under 16 ospitati allo Sporting Club Bassano. Sporting Club Bassano, Canottieri Padova, CS 2000. Sono questi club ad aver ospitato nei loro impianti l'edizione 2017 dei campionati regionali giovanili. Dagli under 10 agli under 16 tutti i migliori talenti veneti della racchetta si sono sfidati fino all'ultimo 15 per la conquista dell'ambito titolo. Sui campi del centro sportivo 2000 è andato in scena il campionato riservato ai più piccoli, ben 146 i tennisti under 10, under 11 e under 12 a contendersi lo scudetto regionale e il lasciapassare per le finali nazionali di categoria. Sempre Padova, ma questa volta gli impianti della Canottieri hanno incoronato invece i campioni regionali under 13 e under 14 dopo 10 giorni fitti di incontri. Le sfide più intense sono state disputate sui campi dello Sporting Club Bassano, con Lorenzo Favero e Martina Muzzolon a laurearsi campioni regionali under 16, imponendosi in finale rispettivamente su Alberto Orso e Lucrezia Stivanello. Un'edizione, quella 2017, dei campionati regionali giovanili che ha messo in mostra l'ottima qualità tecnico-tattica dei giovani tennisti veneti, come conferma Cristian Vinco, tecnico federale veneto. Livello abbastanza buono, ci sono state parecchie sorprese negli under 12 maschili e negli under 16 maschili. Per tutti gli altri tabelloni si è andati abbastanza come era di pronostici. Quantitativamente i ragazzi stanno crescendo nel tennis veneto, la speranza è quella di vedere un domani anche fiorire un campione. Insomma, a che punto siamo su questo livello? Ma c'è sicuramente qualche ragazzino di interesse che il settore tecnico sta seguendo anche da vicino, un paio sono già a Tirrenia da un qualche anno, quindi credo che siamo sulla buona strada. Posso chiedere allora cosa c'è da fare? Si dice tanto da lavorare, ma qualcosa magari in particolare? Su cosa bisogna lavorare? Bisogna farli crescere come persone, sono un po' troppo viziati a volte, hanno poco spirito di sacrificio, genitori un po' troppo presenti. Devono abituarsi che è una cosa che devono fare loro e devono essere più disposti a fare sacrifici. Numeri significativi quelli di questa edizione dei campionati regionali giovanili che confermano la bontà del movimento veneto. Siamo con il presidente regionale Mariano Scotton. Presidente, sempre più giovani, lo dimostrano questi campionati regionali, che scelgono di giocare a tennis. Sì, anche quest'anno abbiamo questi campionati regionali che sono di qualificazione ai campionati italiani. E abbiamo dei numeri quest'anno importanti, ci sono 315 ragazzi iscritti, più 20% rispetto all'anno scorso, che la dice lunga sulla voglia di tennis da parte dei ragazzi. L'obiettivo adesso è quello di trovare anche qualche ragazzo vincente. Sì, spero che al grande numero di ragazzi iscritti segua anche un miglioramento sotto l'aspetto tecnico e che quindi questi ragazzi poi a livello nazionale diano dei grandi risultati. Il tennis veneto sta crescendo come numeri, adesso mi aspetto una forte crescita anche a livello tecnico da parte dei nostri ragazzi, che ovviamente si allenano presso i propri circoli e anche al centro tecnico regionale di Vicenza. Spero che finalmente il Veneto abbia i risultati che merita. Il Centro Federale di Vicenza è il luogo preposto per la crescita dei giovani talenti della regione, ma in Veneto sono tantissime anche le iniziative e i tornei pensati proprio per i ragazzi. C'è una costante crescita da parte del numero degli iscritti, ma di conseguenza noi cerchiamo di seguire questo con anche delle iniziative. Quest'anno abbiamo messo in cantiere un circuito che raccoglie tutti i tornei giovanili, si chiama Young Boys, che terminerà con un master finale con ottimi e grandi premi molto appetiti da parte dei nostri ragazzi. Abbiamo avuto anche un aumento di numero di squadre iscritte, una grande manifestazione con oltre 300 squadre che terminerà poi a Cadelmor con una grande kermesse data dalla Final Four per qualificarsi ai campionati italiani. Sarà una festa dello sport, ma anche un grande momento, oltre che di aggregazione, anche un grande momento tecnico. E i grandi progressi del tennis veneto, come detto, si sono visti benissimo nei match disputati dagli under 16 allo Sporting Club Bassano, società che da anni ospita proprio le sfide giovanili.
Siamo con Michele Egger, il presidente dello Sporting Club Bassano. Ormai è una tradizione quella di entrare nel vivo della stagione giovanile da questi campi. Certo, ormai sono diversi anni che abbiamo la fortuna che la Feder Tennis Veneto ci sceglie per poter ospitare i campionati regionali giovanili. Quest'anno siamo arrivati ad avere gli under 16 sia maschili che femminili, una quarantina di maschi e una trentina di femmine, quindi siamo stati veramente orgogliosi di poterli ospitare. Come tradizione, ahimè, anche il meteo non ci ha dato una mano e quindi i nostri campi sono venuti utili per quanto riguardava il fatto di averli ancora coperti e quindi di non aver perso neanche una partita in tutta la settimana. Parlavamo del torneo Under 16 che avete quest'anno. Under 16, parliamo già di grande tennis. Parliamo già di grande tennis, abbiamo visto delle cose veramente piacevoli. Quindi insomma qui si comincia a vedere quelli che potranno essere, si diceva prima con il presidente Scorton, magari i campioni di domani. Insomma il tennis veneto è sicuramente nei numeri fra i primi in Italia. Quello che gli si chiede oggi è magari di fare quel salto di qualità che ancora non c'è. La bontà del lavoro è davanti agli occhi di tutti, adesso Madre Natura deve aiutarci nel fornirci il materiale giusto per ottenere i risultati che comunque i tecnici e tutta la struttura merita. Proprio la struttura immersa nel verde e ricca di impianti è una delle forze dello Sporting Club Bassano. Direi che proprio nel Veneto siamo in pochissimi ad avere una disponibilità di campi come la nostra. Noi abbiamo la fortuna molti anni fa di aver costruito 2 campi in struttura fissa e di averli mantenuti con la terra battuta come fondo, e questo è un vanto che portiamo da diversi anni e che ogni manifestazione ci conferma nella bontà della scelta. 365 giorni all'anno si potrebbe giocare. 362 giorni all'anno si può giocare, risparmiatemi la Pasqua, il Natale e il Capodanno. Feste comandate a parte, i campi di Via Marze vedono allenarsi un nutrito gruppo di giovani e tra loro anche alcune promesse interessanti. Il gruppo più potente è quello appunto degli under 16, quindi abbiamo un bel gruppetto di maschi e anche delle ragazzine terribili under 16. La soddisfazione maggiore noi l'abbiamo avuta nel 2015 vincendo il titolo regionale a squadre sia maschile che femminile under 14. Per una serie di disavventure e di infortuni non riusciamo a confermare questi risultati, ma comunque siamo molto contenti del lavoro che svolge il nostro maestro Antonio Monserio. Giovani protagonisti anche sui campi del CS Plebiscito e dell'Acquaviva Padova. Ancora una volta il team di Patron Barbiero ha organizzato alla perfezione l'ormai tradizionale tappa di macroarea Nord-Est Fit by Babolat, manifestazione tra le più importanti del Veneto a livello giovanile. Quella 2017 è la 7ª edizione di questo circuito indetto e organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, che prevede la presenza ai tornei di osservatori del proprio settore tecnico nazionale. Il regolamento della manifestazione prevede che al termine di ogni tappa venga redatta un'unica classifica nazionale, utile alla fine delle tappe del circuito per determinare gli ammessi al master finale. Ad acquisire il diritto all'ultima fase sono i primi 5 giocatori di ogni categoria di età e di ogni macroarea. Ma non è escluso che alle finali prendano parte anche altri tennisti. I giocatori classificati dal 6° al 10° posto in classifica di ogni macroarea possono infatti fare domanda di partecipazione al master in qualità di riserva. Incredibile anche in questa 3ª edizione della tappa padovana Nord-Est il numero di partecipanti che hanno letteralmente riempito i tabelloni maschili e femminili del torneo, arrivando a superare persino i 300 iscritti. È una manifestazione a cui hanno partecipato 312 atleti provenienti sia dalla regione che da fuori regione, 55% di presenze dalla regione, tutti gli altri da fuori regione. Un torneo molto bello perché è pieno di giovani atleti promettenti e siamo molto contenti di averlo ospitato qui per il 3° anno consecutivo. Ottimi risultati anche in questa occasione, abbiamo superato i 300 iscritti
e come sempre Padova ha dimostrato di essere in una posizione strategica che favorisce la partecipazione non solo dei veneti ma anche dei giocatori provenienti da fuori regione. Addirittura c'è stato un iscritto proveniente da Lecce, quindi bene, ci ha fatto molto piacere. Un plotone di giovani promesse, quelle viste contendersi il torneo sui campi della città del Santo in una manifestazione coordinata dal giudice arbitro Carlo Farnedi, che ha messo in campo le oltre 300 racchette, coadiuvato da Maria Vincenza Mastronardi e dal direttore di gara Massimo Rigoni. Non solo grandi numeri, ma anche tanto bel gioco, quello espresso dall'edizione 2017 della macro area nord-est Fit by Babolat, occasione speciale per ammirare alcuni dei talenti più futuribili del nostro tennis. Speriamo di aver avuto qua a calcare i nostri campi i campioni del futuro, i campioni italiani del futuro. Abbiamo visto un buon livello di gioco, ragazzi di 12 anni, 14 anni con classifiche già importanti, e questo ci fa sicuramente ben sperare per il futuro. E vedremo l'anno prossimo di riportare a Padova una tappa del circuito di macro area Babolat, ci farebbe molto piacere. Tra le promesse scese in campo sui campi del CS Plebiscito e dell'Acquaviva anche qualche talento di casa. Siamo molto soddisfatti per Tommaso Bettella, che è arrivato alle fasi finali conclusive del torneo Under 16 ed è il nostro atleta di casa. Questa manifestazione tra l'altro si inserisce all'interno di un calendario fitto di eventi. Adesso prossimamente abbiamo altri tornei di terza e quarta categoria, un altro giovanile e soprattutto il tennis Europe Under 12, sempre tra Centro Sportivo Plebiscito e Centro Sportivo 2000. Insomma, l'attività del team Barbiero per questa stagione è appena iniziata. I campi padovani del team 2000 sono pronti ad ospitare ancora tantissime emozioni.